Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare la Vinitaly Special Edition. Cosa sarà la Special Edition? Poi ce lo spiegheranno i protagonisti, il direttore di Verona Fiere Giovanni Mantovani, il presidente Maurizio Danese e con noi il sindaco Federico Sboarina e ovviamente padrone di casa che è Luca Zaia, che appunto tutti conoscete, non serve che lo presenti io ovviamente. Allora, Vinitaly Special Edition, il prossimo weekend sta per iniziare, sarà un'edizione, come dice il nome stesso, assolutamente straordinaria. Nel momento della ripartenza si è voluto comunque, con le regole attuali del Covid, dare un segnale di fiducia, di coraggio per le imprese. Ci saranno circa 400 imprese del vino, aziende del vino protagoniste di questa edizione, poi ci saranno dibattiti, convegni, poi sentiremo dopo appunto come. Il senso è un'edizione che sarà a suo modo, in questi più di 50 anni di Vinitaly, unica. Sarà come un francobollo che ha una particolarità di stampa che poi diventa una rarità. Ovviamente tutti ci auguriamo che non si ripeta mai più la necessità di fare un evento, diciamo, non completamente aperto al pubblico. Questo sarà un evento per gli operatori. È uno degli eventi che Vinitaly ha deciso di organizzare in questo blocco lungo quasi di 2 anni, ma che non è stato un blocco totale perché Vinitaly ha continuato a fornire possibilità di incontro tra mercato e consumatori alle aziende e alle imprese del vino. Allora, comincerei con qualche domanda al Presidente Zaia e volevo chiedere, Presidente, l'economia del Veneto riparte, l'economia del vino sta ripartendo con appunto questa fiera in un formato inusuale, ma riparte, riaprono i battenti della fiera. Ecco, cosa manca al Veneto per ripartire? Qual è la sterzata decisa, l'accelerata di cui ha bisogno il Veneto per far ripartire l'economia? Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie dottor Ferraro e un saluto a tutti i presenti. Noi siamo intanto onorati di ospitare questa conferenza stampa di lancio di quello che è il nuovo rinascimento del fieristico, della promozione del vino. E quindi ringrazio Fiera Verona, il suo presidente, il direttore Mantovani per aver scelto, diciamo, questo palcoscenico, no, per lanciare questo evento, quindi siamo onorati di questo. Penso che una regione, per rispondere alla sua domanda, come il Veneto, che produce oltre 11 milioni di quintali di ettolitri di vino, siamo la prima regione in Italia e siamo, pensate, il quarto player mondiale per le esportazioni, 2 miliardi e 240 milioni di euro di esportazioni. Ecco, quindi il Veneto è il centro focale a livello internazionale. Penso che il tutto non può prescindere dal fatto di tornare sui mercati. Lei dice bene, ci sono 400 aziende che espongono, ma ci sono 150 buyer che arrivano a 35 paesi. È un buon inizio. Se poi ci aggiungiamo che siamo stati i primi, in merito della Fiera di Verona, ad aver fatto le fiere in presenza dopo 20 mesi di tragedia, di incubo, questo ci aiuta di più. Beh, i nostri produttori, noi abbiamo 53 denominazioni in Veneto, i nostri produttori ci chiedono di poter tornare sui mercati. Il comparto va bene, sta crescendo a 2 cifre. Oggi abbiamo bisogno ancora di questa vetrina internazionale che ci permette di mantenere vivi i rapporti che abbiamo con il mondo. Quindi penso che questo sia il vero significato da parte nostra. La produzione c'è, la qualità c'è, adesso ci vogliono i mercati. E ci vuole un po', come ha detto oggi in un'intervista al Corriere Lamberto Frescobaldi, diceva ci vuole un po' anche di portare gioia di vivere, cioè portare quel sentimento di ripresa che gli imprenditori hanno e che deve venire fuori. Allora, a proposito di imprenditori, un'altra domanda è: come si protegge il vino italiano da chi cerca di copiarlo? Ma si protegge, me lasci dire, lavorando. Perché se permetti a qualcuno che si possa inventare i dossier e te ne accorgi quando i dossier sono già ultimati, arrivati in Europa, vuol dire che qualcuno si è distratto.
Sto parlando del Prosec, sto parlando di quello che ormai è un riflettore puntato a livello internazionale. Per darvi una dimensione, il Prosecco vale 700 milioni di bottiglie, cioè sta quasi, tra un po' doppierà lo champagne. È il vino, le bollicine più note al mondo o più bevute al mondo, e penso che noi dobbiamo pretendere che la tutela sia ferrea e far capire a chi è nel mondo delle scartoffie che dietro un'etichetta c'è un territorio, c'è identità e c'è la storia. Quindi un assalto a un territorio lo si può fare anche togliendo l'identità alle produzioni tipiche, ed è esattamente quello che sta accadendo. Cioè noi siamo per la globalizzazione, ma con un'identità forte, che è esattamente quella che ci ha permesso di essere sempre vincenti. La partita del Prosec non è solo un problema di etichetta su 700 milioni di bottiglie che rischia di essere condivisa con 10-20 mila bottiglie, non so quante ne facciano i croati, ma è un fatto di principio che se passa questo principio vuol dire che è finita l'identità in Europa. E a qualcuno in Europa sicuramente fa gioco far finire l'identità. Però avremo una sorpresa sul Prosec, non posso anticiparla, ma qualcuno non ha visto tutte le carte. Ottimo, vabbè, aspettiamo allora la sorpresa. Volevo fare un'ultima domanda, Presidente. Nell'ultima edizione dei Vinitri, nell'ultima è arrivato il Presidente del Consiglio, in quel momento Conte. Poi sono arrivati anche molti politici, da Salvini, molti altri, in tutte le edizioni ultime. Ecco, chi inviterebbe o chi si aspetta che arrivi quest'anno, tra l'altro arriverà subito dopo le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, Mattarella è venuto per l'edizione storica di festeggiamento dell'anniversario. Chi si aspetta quest'anno? Noi veneti siamo ospitali e cosmopoliti. Veniamo dalla tradizione della Repubblica Veneta che ha saputo dare ospitalità a tutte le genti. Il Vinitaly è aperto a tutti. Dio, Capo dello Stato appena eletto, se vuole iniziare bene deve venire a Vinitaly, questo è poco ma sicuro. Perfetto. E c'è stato il Presidente Mattarella, fra l'altro nel 2010, ed è stato un bel evento, anche perché fra l'altro io penso di aver avuto un record quell'anno, perché ero in veste di Presidente della Regione e Ministro dell'Agricoltura, non è mai accaduto. Quindi ho fatto un discorso invece che farne due, no? Quindi ci abbiamo risparmiato anche sui tempi. Grazie. Grazie Presidente. Sindaco Sborina, allora, ci sono stati 2 anni senza venite in sostanza, ecco, come è stato per Verona e come si immagina questa ripartenza adesso per Verona, questi 2 anni di sosta e adesso il via di nuovo? Bah, devo dire che il Vinitaly è stato un po' il segno dal punto di vista economico del dramma che si stava consumando dal punto di vista sanitario. Ricordo una telefonata con Luca Zaia, ci eravamo sentiti col Presidente della Fiera per decidere prima di spostarlo, ma poi alla fine avevamo provato di tutto e avevamo deciso di cancellarlo. Questo è stato quello fu il segnale in mezzo a quel dramma sanitario che l'economia avrebbe battuto in testa, avrebbe avuto un sacco di problemi, perché per noi non fare il Vinitaly insomma, è un qualcosa di impensabile, sarebbe stato un qualcosa di impensabile in qualsiasi evenienza. Dopodiché sono passati tutti questi mesi, devo dire che io sono molto soddisfatto e molto orgoglioso, lo diceva prima il Presidente, siamo stati i primi a ripartire con le fiere in presenza, abbiamo appena terminato Marmomacca che ha avuto un successo incredibile e sta avendo un successo incredibile nella nostra città, perché è una città che sta riaprendo molto velocemente con delle presenze molto importanti e il Vinitaly, questa special edition, si inserisce proprio in un contesto che è esattamente quello che avevo programmato fin dall'inizio della pandemia, cioè di ripartire destagionalizzando anche il turismo, cioè facendo in modo di avere una costante presenza all'interno della nostra città, non solamente nel periodo estivo, e non era così scontato che tornassero le centinaia di milioni di turisti che sono tornati quest'anno, quest'estate nel nostro territorio, ma portare avanti la stagione. E quindi ecco che inserito alla metà di ottobre il Vinitaly assume un'importanza fondamentale anche da quel punto di vista su una città che veramente, io lo vedevo anche ieri passeggiando per il centro, non sta conoscendo pause dal punto di vista delle presenze turistiche, cioè stiamo veramente andando molto molto lunghi e questo fa molto piacere, ma poi è anche un passaggio fondamentale per il Vinitaly del 2022 ed è un trampolino eccezionale in questo periodo. Leggevo un po' di dati che il mercato del vino, l'export, ha ripreso in modo importante. Allora quale migliore occasione se non quella del nostro Vinitaly che abbiamo inserito in un contesto con la special edition dove di solito non ci sarebbe mai stato, quindi alla metà di ottobre, per fare il punto e per dare un ulteriore slancio all'export del nostro vino. Ricordo che, come ricordava il Presidente,
il vino è troppo importante per la nostra regione e per il nostro territorio. Anche nei momenti di crisi economiche la nostra bilancia è sempre stata sul positivo, perché avevamo il vino, perché avevamo l'agroalimentare. Quindi a maggior ragione in un contesto come questo avere un'edizione speciale con centinaia di presenze in presenza all'interno del nostro quartiere sarà sicuramente un elastico fondamentale per rilanciare ancora di più il vino nei mercati, che appunto quelli che si vogliono aggredire in senso buono in questo momento, che è fondamentale per la nostra economia, per i nostri territori e correttamente per la nostra identità. Grazie mille. Giovanni, allora cominciamo a entrare nella specificità di questo evento. Quali sono le caratteristiche della Special Edition e quali sono i numeri anche che ci stanno dietro? Beh, prima di tutto mi sembra interessante notare che arriva la Special Edition come culmine di un programma che abbiamo svolto nel 2021, quindi a giugno Opera Wine con i risultati molto lusinghieri che ha avuto, Vinitaly Preview è sempre in quella data con altrettanti buoni risultati e adesso questa Special Edition. Special Edition che ha un po' come dire, una ragione in più per esistere oggi, perché il vino italiano sta andando bene sul mercato internazionale, sta riprendendo anche sul mercato interno, ma ha anche bisogno di poter avere una spinta in più rispetto a un obiettivo che oramai sembra a portata di mano, quell'obiettivo di esportare i famosi 7 miliardi a livello globale. In questi ultimi mesi dell'anno possiamo farcela, cioè il traguardo è visibile. E quindi Vinitaly Special Edition ha anche questo leitmotiv, dare un supporto di relazione con i mercati, di rapporto con i buyer, anche di spinta nella comunicazione al vino italiano in modo che ci sia qualcosa in più che aiuta a raggiungere questo obiettivo. I numeri sono lusinghieri perché avere 400 espositori che rappresentano peraltro in buona parte il meglio del ranking delle aziende italiane da un punto di vista sia della dimensione che anche della qualità del prodotto, avere 32 consorzi presenti che costituiscono il nervo della produzione del nostro paese sia per le denominazioni che rappresentano ma anche per la volontà che hanno di investire in questo progetto di crescita, ma soprattutto avere dall'altro lato 200 buyer che Verona Fiere ha invitato insieme con l'ICE da 35 mercati, e faccio una notazione con parentesi che è particolarmente curiosa e forse anche il pandan di come sta andando il vino in quel paese, il vino italiano in quel paese che sta crescendo in doppia cifra, torna alla Cina, quindi questa è un po' una notizia diciamo che abbiamo visto anche noi in questi giorni, ha un significato che questa occasione è un'occasione reale di incontro di mercato. Dall'altro lato anche i primi dati sugli accrediti sono dati significativi. Ad oggi siamo a 3.000 accrediti, quindi vuol dire che la curva ad arrivare a domenica è una curva davvero interessante. Quindi una Special Edition certamente unica, ma unica per il momento e unica per il significato che ha. L'ultima cosa che mi sembra importante dire su questa Special Edition è che ovviamente si svolge in contemporanea con Wine to Wine, quindi con l'evento clou da un punto di vista più importante, direi forse al mondo, per il networking, la formazione, la comprensione dei processi del mondo del vino. E avere questo Wine to Wine con oltre 70 speed meeting, 1500 professionisti accreditati, presenze da tutto il mondo come relatori, credo che sia un altro cuore importante. Ultimissima notazione, è una Special Edition anche focalizzata sul mercato nazionale. Perché il mercato nazionale? Perché è il mercato che ha sofferto di più, ha avuto un crollo importante di tutto quello che è il fuori casa, per usare un'espressione rapida, e proprio sul fuori casa focalizzeremo l'attenzione con 2 eventi, uno in collaborazione con la FIPE, quindi con gli esercenti di pubblici esercizi, con l'Oreca,
e dall'altro con Binarius e quindi il sistema delle enoteche, ma anche un grande focus sulla GDO, perché capire cosa è cambiato in questo anno e mezzo abbondante anche da questo versante su questo canale. GDO che è tornata, come dire, è diventata un canale importante della vendita del vino, non vende più solo vino come era fino a poco tempo fa, diciamo così, un po' da prezzo, ma vende anche qualità, si è strutturata per farlo e quindi c'è da capire come interverrà questo nuovo processo nel mercato del vino a livello nazionale. Per spiegare bene, le differenze tra il Vinitaly Traditional e il Vinitaly Special Edition nel rapporto appunto tra aziende, operatori, pubblico, per spiegare appunto in parole semplici quali sono. È molto semplice, intanto che è un evento orientato al B2B, quindi la presenza del pubblico non è prevista, le aziende incontreranno operatori preaccreditati, preselezionati o dal sistema Verona Fiere o dalla collaborazione Verona Fiere ICE o dalle aziende medesime con un sistema di accredito certificato da Verona Fiere. Oltre alla Cina, da che parte del mondo arrivano gli operatori? 35 paesi, direi in grande prevalenza i principali mercati, quindi molta Europa, molto Est Europa, che è una delle aree che sta crescendo. Interessante la presenza della Russia, paese che sta crescendo in doppia cifra. Questa notazione interessantissima della presenza di alcune delegazioni cinesi, anche il Giappone, che è uno dei paesi dei mercati che ha sofferto di più perché è stato fra i paesi che ha avuto più periodi di chiusura, di lockdown, come si usa dire, ma poi è l'altro, come dire, dato estremamente significativo, una bella presenza dal Nord America che è il grande mercato per il vino italiano, quel mercato dove la partita probabilmente dei 7 miliardi ce la giochiamo davvero. Adesso quanto siamo per arrivare ai 7 miliardi? Adesso per ora quanto siamo? Siamo a 6 e 7 come orizzonte, diciamo, di periodo e lo slancio dei 300 milioni mi sembra raggiungibile. È interessante perché oltre ad essere cresciuta a cifra totale è cresciuto pure il valore medio della singola bottiglia, Ecco, giusto? questo è un fenomeno davvero interessante dentro un periodo che tutti pensavamo, come dire, di grande difficoltà sul lato anche della qualità, dell'attenzione alla qualità. Invece questo periodo si è rivelato, come dire, molto favorevole per il consumatore, pur in un processo di selezione dei vini diverso, perché meno fuori casa e più su altri canali distributivi. Il consumatore che ha scelto vino italiano ha scelto vino italiano di fascia più elevata. C'è una sorta di attenzione a quelli che vengono chiamati vini premium, che in Italia hanno sempre rappresentato un'eccellenza, ma sul mercato hanno sempre avuto qualche difficoltà in più a far valere il proprio contenuto di valore. Oggi questo sembra via via affermarsi ed è un processo davvero interessante. Collegandomi anche al discorso che ha fatto il sindaco sul legame tra Vinitaly e città, Verona continua a rimanere la capitale del vino italiano o europeo? Ma io direi che Verona e Vinitaly in questo dialogo che per quello che io ho visto in questi anni e che vedo per il futuro rimane saldamente forte, saldamente legato, perché poi sia il sindaco che il presidente Zaia hanno anche sottolineato il valore di questo rapporto con un territorio produttivo. Direi che il valore di questa città e il valore di questa piattaforma promozionale, che poi è una articolato e composito per chi vuole della produzione e della comunicazione del vino, credo che sia diventata addirittura più centrale. Mai come in questo periodo abbiamo sentito da un lato la vicinanza delle aziende e dall'altro abbiamo saputo e hanno saputo i nostri interlocutori mantenere saldissimo il rapporto con i mercati. Credo che ci siano state più relazioni in questo anno e mezzo che non quando facevamo il Vinitaly, diciamo così, normale,
che quindi arriverà nel 22 anche con l'eredità di questo periodo, con l'eredità che io valuto estremamente positiva e anche che ci farà fare un salto in avanti proprio nel posizionamento di Vinitaly come piattaforma non solo nazionale, ma direi di caratura internazionale per il settore vinicolo. Avete già deciso le date? Sì, ovviamente, del Vinitaly, vogliamo dirla, il Vinitaly Traditional. Caspita, adesso la data esatta giuro che non la ricordo. Vabbè, Comunque siamo ad dopo la aprile. diciamo, ad aprile, certo. Vabbè, dopo la Sulle diciamo. date vanno malissimo. Va Sulle bene. date però ad aprile c'è. Ad aprile sicuramente, finalmente ci sarà. Presidente, allora dicevamo prima, parlavamo di un'altra special edition che c'è stata a Milano di un'altra grande fiera, il Salone del Mobile. Anche loro hanno fatto il super salone un mese fa ed è stata, raccontava il Presidente, una vera molla di ripartenza per Milano. Il primo giorno poi hanno fatto 30.000 biglietti, la metà dall'estero, e la città da quel giorno è completamente cambiata perché era piena di gente, piena di eventi anche in città ovviamente. Si sono inventati una formula nuova, cioè l'esposizione di mobili sulle pareti verticali per ridurre lo spazio e per far spendere meno alle aziende, ed è funzionato benissimo. Però prima di farlo hanno discusso mesi e mesi con contrasti anche molto accesi alla fiera di Milano. Allora quello che volevo chiederle è: voi come siete arrivati a questa decisione di fare una fiera in presenza pur senza pubblico, ma sempre in presenza, quindi è una decisione importante? Tutti erano d'accordo? Avete discusso? È andato via liscio? Com'è stata? Ma intanto permettetemi di ringraziare il nostro governatore di averci ospitato qui oggi, perché per noi era importante dare un segnale molto forte per la ripartenza appunto del mondo del vino, ma volevo anche ringraziare tutti i soci di Verona Fiere, perché se noi oggi siamo qui perché Verona Fiere, voi sapete, noi abbiamo varato un aumento di capitale di 30 milioni di euro che i nostri soci hanno interamente sottoscritto, la regione che è socia e il comune che è socio hanno interamente sottoscritto la loro quota, destinando quindi al mondo fieristico veneto e veronese delle risorse che sono state tra virgolette magari sottratte ad altre situazioni. Quindi voglio veramente ringraziarli, in particolare il comune, perché la cifra che ha messo il comune è circa 12 milioni di euro, e quindi credo che poi alla fine le cose si vedono quando si fanno e non quando si dicono. E questo ci permette quindi di approcciare al nostro piano industriale, che l'abbiamo chiamato della ripartenza, in maniera molto, molto tranquilla e mantenere fede ai nostri impegni. L'assurdo delle fiere è che le fiere erano chiuse, ma di fatto noi eravamo aperti, perché noi lavoravamo su fiere che pensavamo potessero svolgersi in futuro. E quindi Vinitaly Preview è nata, insomma, voi sapete che il miglior uomo del vino si chiama Giovanni Mantovani, quindi è nata dall'idea del nostro direttore generale, che come consiglio di amministrazione abbiamo sposato subito, un'idea abbastanza anche, tra virgolette, rischiosa, perché si posizionava durante il periodo della vendemmia, subito dopo la vendemmia, i produttori magari qualche riflessione è stata fatta con loro, poi invece è stato deciso di farla perché in questo mondo non si poteva rimanere senza un evento di promozione del vino da Vinitaly 2019 fino a Vinitaly 2022, che ricordo è già in sold out, quindi noi Vinitaly 2022 non c'è uno spazio libero in questo momento. Ed era importante quindi aiutare questo comparto, che ricordo essere il comparto più importante del Made in Italy nel mondo, perché il campione nazionale del Made in Italy del mondo è di fatto il vino. E quindi abbiamo seguito anche in maniera molto vicina, anche per i rapporti che abbiamo, il Salone del Mobile e quindi il parto che anche loro hanno fatto. Diciamo che la differenza tra noi e il Salone del Mobile, Fiera Milano, è che noi siamo proprietari di Vinitaly, Fiera di Milano non è proprietaria delle proprie manifestazioni, quindi noi abbiamo deciso di investire in un settore che a noi ha dato molto, da molto a Verona, da molto al Veneto, da molto alla nostra nazione, quindi abbiamo deciso di investire ed accompagnare i nostri produttori in questa bellissima promozione. Ecco, parlava degli investimenti, appunto della sottoscrizione, dell'aumento di capitale. Come intendete usare questo piccolo tesoretto per investire nel futuro di Fiera Verona e dei Vinitaly? Con quali iniziative? Beh, noi continuiamo il nostro piano industriale, che prevede, a parte i Vinitaly dell'anno prossimo, ma ad esempio dal 2 al 4 di dicembre noi saremo in Cina, Shenzhen, con la seconda edizione di Ventuese, che sarà la fiera più importante del mondo del vino che verrà fatta in quel continente.
Proseguiremo in Brasile con Wine to Asia, un'altra fiera importante in quel mondo che non siamo arrivati alla seconda edizione, che non esisteva fino a qualche tempo fa. E quindi poi abbiamo anche altri investimenti in altri settori, vedi marmo, eccetera. Quindi noi di fatto abbiamo ridimensionato un attimo il piano industriale per motivi anche per capire un po' come poi sarebbe evoluto il mondo fieristico nel futuro, tra virgolette. Il grande punto interrogativo era il digitale sostituirà la fiera, cosa succederà? Insomma, avevamo molti ragionamenti in atto e invece abbiamo visto che il digitale è diventato c'è stata una grande accelerazione perché abbiamo fatto cose che altrimenti ci avremmo messo sicuramente qualche periodo in più. Però oggi il digitale è diventato un buon compagno di viaggio. Ad esempio a Vinitaly sarà tramite digitale riusciremo a fare delle masterclass a distanza su paesi o mercati che altrimenti oggi non possono esserci, quindi altrimenti sarebbe stato impossibile averli. Avremo un catalogo di Vinitaly Plus con ben 15.000 etichette a disposizione dei produttori e dei consumatori, quindi il digitale è diventato importante, ma è diventato un compagno di viaggio che permette di tenere contatti con i nostri espositori, con i loro clienti per 365 giorni all'anno. Per quanto riguarda la sicurezza, e la sicurezza ovviamente per la pandemia, per il Covid, le misure che sono state prese, in fiera cosa è cambiato? Cosa cambierà dalla prossima settimana? Beh, è già cambiato di fatto perché noi come associazione, come fiere, diciamo, abbiamo proposto noi un protocollo alle autorità che poi è stato accettato. Il protocollo prevede, oggi poi abbiamo il Green Pass, quindi in fiera oggi tenete presente che in Fiera di Verona sono circa 42 campi di calcio, quindi non penso avremo problemi di distanziamento o altre cose, ma comunque è previsto il distanziamento, è prevista l'entrata solamente con il Green Pass, sono previste tutte quelle normative previste appunto dalle normative sanitarie. Noi in aggiunta abbiamo inserito 400 telecamere che rilevano eventuali assembramenti all'interno della fiera e avvertono i nostri operatori che eventualmente vanno poi a intervenire per evitare che questo avvenga. Quindi abbiamo a disposizione un punto tamponi per gli espositori, quindi diciamo che è tutto sotto controllo e con la massima sicurezza. Penso che oggi in fiera si possa dire tranquillamente che si possono fare con sicurezza al 100%. Benissimo, un'ultima domanda, poi lasciamo alle domande ai colleghi se vogliono fare un'ultima domanda. Giovanni, quali sono le iniziative che oltre ai due appuntamenti, quello di questa settimana e il Vinitaly di aprile, quali sono i prossimi appuntamenti del 2021-2022 per Vinitaly nel mondo? Ce li vuoi elencare? Sì, direi che uno l'ha citato con grande puntualità il Presidente, è la seconda edizione che però per noi rappresenta un po' il salto di qualità di Wine to Asia a Shenzhen a dicembre. Puntiamo ad avere circa 500 espositori da tutto il mondo, quindi una fiera molto internazionale, però con un motore italiano. E credo che se tutto andrà come dovrebbe andare, diventerà la prima fiera del vino in tutto il continente asiatico in un anno che è un anno complicatissimo con i temi che hanno complicato, come dire, anche i rapporti con quell'area del mondo durante la pandemia. E poi avremo anche un'edizione di Vinitaly a Mosca a novembre. Mosca molto interessante, Mosca e San Pietroburgo a dire il vero, molto interessante perché è uno dei mercati che sta crescendo oggi in doppia cifra e con una grande attenzione, devo dire, al vino italiano. Molti operatori russi saranno presenti anche alla Vinitaly Wine Special Edition. Il 2022 poi ci vedrà, stiamo organizzando in collaborazione con l'ICE una iniziativa dedicata a un grande mercato europeo che è la Germania. Il periodo dovrebbe essere fra fine gennaio e inizio di febbraio, proprio per segnare anche una presenza su quello che rappresenta il più grande mercato europeo per il nostro prodotto. E la seconda iniziativa che vorremmo mettere in campo, e stiamo discutendo anche questa con l'ICE, è una specifica promozione del Vinitaly 22 sul più grande mercato del vino del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America. Quindi
stiamo guardando a tante nuove iniziative, peraltro proprio previste anche dal piano della ripartenza che abbiamo citato prima, che il Presidente danese ha citato prima e che è un po' la nostra linea guida. Arriverà poi Vinitaly, un Vinitaly che vorremmo fosse un vero, come dire, una vera ripartenza, un vero rinascimento in tutta la pienezza di un'edizione che è già sold out, lo diceva anche il Presidente danese. Sold out vuol dire che certamente cercheremo di non lasciare fuori nessuno, però cercheremo anche di valorizzare al meglio quelle che sono le novità che le aziende proporranno all'inizio del 22. E poi il programma del 22 proseguirà con lo sviluppo ancora una volta della International Academy di Vinitaly. Siamo a oltre 300 ambasciatori in tutto il mondo, nel 2022 potranno traguardarsi a diventare oltre 400 e quindi una consistenza anche numerica davvero significativa. Il Presidente ha citato un evento che poi ogni tanto noi ci dimentichiamo perché il Sud America in questo periodo è andato un po' fuori dalla nostra visuale, dal radar, ma Wine South America è una manifestazione che sta crescendo con una capacità, devo dire, anche straordinaria dei produttori di quella parte del mondo, ed essere presenti là, ad essere gli organizzatori con una società nostra controllata di un evento che riguarda in primis i produttori del Sud America, ma che richiama anche una forte relazione fra quei produttori e i produttori italiani, credo che sia anche questo un aspetto di novità davvero interessante. E poi il 2022 sarà l'anno in cui faremo qualcosa di più consistente, di più stabile, ma questo è un po' come il jolly del Presidente Zaia. Lasciamo la sorpresa. Lasciamo la sorpresa sugli Stati Uniti, comunque questo è il segnale che vorremmo lasciare. Perché no? Va bene, allora ci sono domande dai colleghi?